È stata affidata a un consigliere del Movimento 5 Stelle, Manuel Brusco, individuato all'unanimità tra i componenti di minoranza, la presidenza della commissione d'inchiesta della Regione Veneto per le acque inquinate, che si è appena insediata a Palazzo Ferrofini per indagare sulla contaminazione dei cosiddetti FAS. Commissione che ha 60 giorni di tempo rinnovabili per valutare i risultati del piano di monitoraggio sulle matrici di interesse alimentare, sugli alimenti e sugli umani e capire se esiste una soglia di tossicità, quante di queste sostanze si possono essere insinuate negli animali, nelle coltivazioni e nell'uomo e se siano o meno pericolose. Cercheremo innanzitutto come questione principale di far chiarezza su cosa è successo e su cosa si potrà fare da qui in avanti per quantomeno cercare di informare la popolazione sul territorio e mitigare il problema dell'inquinamento. Ci concentreremo anche sul ruolo importante delle audizioni, sentiremo tutti gli attori del territorio, dai consorzi di bonifica ai gestori delle acque che devono garantire l'acqua potabile a tutti questi cittadini coinvolti nell'inquinamento e naturalmente dalle strutture e dagli assessori. Oltre a tutte le strutture potranno essere ascoltati diversi portatori di interesse ed esperti in inquinamento. Non sarà, promette Brusco, un momento di scontro, ma un confronto. Come richiesta nella nostra, appunto nel deliberato, abbiamo inserito anche di audire l'azienda Miteni. Non vogliamo uno scontro, vogliamo un confronto, quindi sarà il dialogo anche con la stessa azienda. Vorremmo audirla qui in commissione, una commissione che sarà imparziale, una commissione che appunto dovrà far chiarezza e non strumentalizzare appunto il lavoro della commissione stessa. Da Miteni, la principale indiziata dell'inquinamento da FAS, arriva la piena disponibilità a collaborare con la commissione varata dal Consiglio Veneto e l'apprezzamento per l'annunciata convocazione in audizione, cosa che non era stata fatta dalla commissione parlamentare. L'azienda ha ricordato che in questi giorni si sta concludendo anche l'indagine che i consorzi di depurazione stanno effettuando sugli utilizzatori dei FAS, risultati che saranno valutati anche dalla commissione regionale.